Mirko Cristofaletti, siamo alla 17ª gara di questo campionato di Serie A3 Credem Banca. Questa sera un incontro con Civitanova che sulla carta era complicato perché vi siete scontrati contro la seconda in classifica, eppure la squadra ha risposto bene. 19 punti per te, MVP dell'incontro, com'è andata? Ma benissimo, direi che era un periodo comunque che facevamo fatica, invece siamo ritornati a giocare comunque molto bene nelle ultime due partite, compresa questa, insomma si è visto qualcosa di veramente buono. Anche la scorsa contro Prata, che comunque non siamo riusciti a portare la vittoria, però abbiamo portato un gioco importante e si è rivisto in questa partita dove abbiamo continuato e siamo riusciti a portare la vittoria con 3 punti importanti. Dopo 2 incontri giocati molto bene, arrivare a questa partita con la mente sgombra è stato difficile? Molto difficile perché le pressioni erano tutte dalla nostra parte, loro comunque nella parte alta della classifica e noi che dobbiamo conquistare punti per forza per comunque stare più o meno nella metà della classifica, e quindi le pressioni c'erano e siamo riusciti invece a superarle e portare una buona prestazione a casa con anche la vittoria dei 3 punti. Cos'è cambiato in queste ultime 3 partite che sono quelle che hanno fatto la differenza nel vostro gioco in questo in questo girone di ritorno? Ma penso che ciò che è cambiato è che abbiamo preso consapevolezza dei nostri mezzi, sia di quello che sono le nostre difficoltà, e quindi dobbiamo comunque sapere che ci sono e superarle, e sia quelli che sono i punti di forza e quindi sfruttarli al meglio. Prossima partita sarete contro Gamma Chimica Brugherio, terzultima in classifica. Come approccerete quella gara alla luce di questi 3 incontri? Ma l'approccio alle gare di questo campionato sono sempre le stesse, perché non bisogna mai abbassare la guardia con nessuna delle squadre, perché si può comunque vincere e perdere con tutte. Quindi l'affronteremo come se fosse una sfida contro una squadra della parte alta della classifica e andremo lì con il coltello tra i denti e daremo tutto, per forza. Grazie Mirko, complimenti. Grazie a voi, grazie.